Parte oggi una raccolta firme per chiedere che cosa? L'abolizione immediata dei vitalizi per tutti gli ex consiglieri della Regione Veneto. Questi consiglieri percepiscono in totale 11 milioni di euro all'anno, ovvero persone perfino condannate come Galan che percepiscono 3.750 euro netti al mese e non potrebbero per legge riceverli, continuano a prenderli, ma abbiamo persone che ricevono 4.500, 4.000 euro. Bene, noi abbiamo detto basta, perché i soldi dei veneti devono andare ai veneti, alle imprese, alle scuole. Ma voi avete idea, con 12 milioni, 11 milioni di euro, quante cose possiamo fare per le nostre imprese, per le nostre scuole, per tutti noi? Una cosa che mi ha colpito prima è stata la frase che hai detto che il passato costa più del presente. Assolutamente, purtroppo il passato, ovvero questi vitalizi, costano 11 milioni di euro, come dicevamo, mentre gli stipendi attuali di tutto il Consiglio Veneto costano 9 milioni. Ora, in un paese dove il passato costa di più del presente, quale futuro può avere? Ecco, non solo una raccolta firme, ma anche un'interrogazione parlamentare. Certo, l'azione è coordinata, è molto determinata e vuole arrivare all'obiettivo. Abbiamo iniziato questa raccolta firme e siamo partiti con un'interrogazione parlamentare dove chiediamo l'immediata applicazione della legge regionale che impedisce ai condannati di percepire il vitalizio e soprattutto chiediamo che venga rimosso il vitalizio per tutte queste persone, perché essendo un premio, a nostro modo di vedere, non se lo meritano. Quindi ripetiamo dove poter firmare. Certo, dalla mia pagina Facebook verrà lanciata questa raccolta firme dove invito tutti a firmare perché è una battaglia di buon senso, non di colore politico. Da lì ci sarà un link, basterà cliccare e si potrà firmare.